Buongiorno e ben ritrovati, un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Apriamo con la cronaca, le fiamme ieri nella zona del passaggio sul Noncello a Pordenone. Si sospetta la mano di un piromane. Saranno le indagini scattate dopo la segnalazione del rogo a stabilire se l'incendio divampato ieri a Torre, appunto nelle zone del passaggio vicino a Noncello, è di natura dolosa o meno, ma ci sarebbero sospetti a spingere in tale direzione. Le fiamme sono sviluppate in due punti distanti, alcuni metri l'uno dall'altro, sul retro della chiesa dei Santi Ilario e Taziano. Una staccionata è stata avvolta dal fuoco e è andata in parte distrutta. A spegnere le fiamme la squadra antincendio boschivo dei Vigili del Fuoco di Pordenone. I pompieri in breve tempo hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona, indaga la polizia locale. Parliamo del caro bollette che affonda anche il bilancio del comune di Manzano. Il sindaco Piero Furlani lancia l'allarme per evitare di ridurre i servizi alla comunità e annuncia l'unica soluzione è trovare altre fonti di energia. L'anno scorso noi avevamo il prezzo bloccato perché avevamo fatto dei contratti che sono scaduti, adesso siamo sul mercato libero e come una famiglia si ritrova la bolletta al doppio, il 20% ogni mese che aumenta, e dunque noi abbiamo difficoltà a dare il servizio ai cittadini perché l'illuminazione, il gas, dunque il riscaldamento delle scuole e degli edifici pubblici ci costa e purtroppo stiamo cercando di tamponare il più possibile questa situazione. Dobbiamo eliminare certe spese per coprire le spese dell'energia. Noi abbiamo già incominciato a maggio a ragionare in questo modo e a incominciare a eliminare a una certa ora certe luci che erano troppo in più. Si può abbassare il riscaldamento, si può cercare di usare meno aria condizionata, però non è la soluzione. Purtroppo la soluzione è trovare altre fonti di energia a un costo decente, perché qua mi dispiace dirlo ma è una speculazione. Noi purtroppo siamo nel centro della bufera, non abbiamo la possibilità di intervenire in altri modi. Noi abbiamo incominciato già con fondi pubblici a cambiare le lampadine per le strade, mettere quelle a LED, dunque a più efficienza, e andiamo avanti ogni anno con una strada cercando appunto di abbassare i consumi il più possibile. Una perdita di volume del 75% circa, una riduzione di spessore pari a 40 metri dagli anni 20 ad oggi, un calo massiccio non in superficie ma in volume fino al 2005 circa per poi stabilizzarsi. E questo è il quadro che emerge dai risultati del monitoraggio effettuato nella quinta e ultima tappa della Carovana dei Ghiacciai 2022 sul ghiacciaio occidentale del Montaso, il più basso dei ghiacciai dell'arco alpino. La campagna di Legambiente è tornata dopo 2 anni sull'unico ghiacciaio del Friuli Venezia Giulia, osservando un ghiacciaio meno fragile, al momento resiliente, ma che potrà sparire insieme agli altri a causa dell'aumento delle temperature e della trasformazione della neve in pioggia. E veniamo ai dati di oggi della pandemia. I nuovi casi sono 297, sono stati rilevati con 2.482 tra tamponi molecolari e test antigenici. I ricoveri in terapia intensiva sono 2, mentre le persone ricoverate in altri reparti 131. Si registrano 2 decessi, uno a Pordenone e uno a Udine. Andiamo a Palmanova, dove in questo weekend si vive la prima grande rievocazione storica seicentesca d'Europa con oltre 1.000 rievocatori. Questa edizione della rievocazione storica è già iniziata con un grande afflusso di persone fin dal primo mattino, interessate alla visita all'accampamento, alle battaglie, alle visite guidate con le guide che offrono la possibilità di fare la caccia al tesoro nelle gallerie e la visita al labirinto del leone. È un'edizione che ha portato a Palmanova 1.100 rievocatori, 60 gruppi da tutta Europa, ci sono gruppi che giungono dalla Polonia, dalla Repubblica Ceca, dall'Ungheria, dalla Germania, dalla Slovacchia, dall'Inghilterra, dall'Olanda, dalla Scozia, dalla Spagna e tutti i gruppi italiani da tutta Italia. È la più grande rievocazione rinascimentale d'Europa proprio per il numero di presenze e quest'anno abbiamo delle novità all'interno dell'accampamento. Nella polveriera Garzoni c'è l'Emporio Atesinum che ripropone delle macchine per la produzione della carta come si produceva nel 1500 e nel 1600 e anche una riproduzione della stampa a caratteri mobili di Gutenberg.
La festa dell'uva di Cormons ha aperto i battenti, un appuntamento estivo tra i più attesi in provincia di Gorizia, un territorio che ha visto la presenza dei turisti italiani aumentata del 51,4% rispetto al periodo pre-Covid. Un fattore significativo della crescita è stato il Collio. Festa dell'uva, anche un appuntamento per parlare di quanto questo settore dal punto di vista economico può dare e di come sta anche in quest'annata. Ma direi che questo settore, lo sappiamo tutti, è un settore di eccellenza del territorio. Oggi qui siamo nella capitale del Collio, Cormons, per cui chi meglio oggi sentiremo i vari commenti, proprio il tema è Festa dell'uva sì, ma si parlerà di turismo, anche ecosostenibile, ecocompatibile. Direi che i nostri viticoltori sono all'avanguardia su questo tema, già da anni hanno produzioni biologiche, stanno attenti a tutti i prodotti che danno alle vigne, sono coltivate bene, insomma siamo conosciuti. C'è da fare tanto, c'è da fare di più, c'è il Consorzio Collio che adesso ha avuto il nuovo presidente, speriamo che dia un impulso importante, c'è la Camera di Commercio che io rappresento, che nel suo ha preso la presidenza di Villa Russiz, e per cui anche lì una fondazione benefica, un bene pubblico che dovremmo farlo diventare un po' il faro del territorio, ma poi la mia idea, che ho già con Felcaro, come sindaco, espresso tempo fa, Cormons deve diventare la Montalcino dei vini bianchi. Non c'è storia qui, è un bel territorio, è sul colle la piazza centrale, tutto scende un po' come Montalcino. Io la vedo già piena di turisti, piena di negozi di souvenir, piena di ristorantini, insomma un'offerta che noi siamo in grado di dare e potremo darla. Fare questo cosa serve? Serve intanto cambiare un po' la mentalità dei commercianti, degli imprenditori, incentivarli a investire su questo territorio, serve la Regione, la nostra stessa Camera di Commercio. Un film poliziesco drammatico sarà ambientato anche nella nostra regione, in particolare tra Tricesimo, Tavagnacco, Udine e Pordenone. Il diavolo è Dragan Zigan, diretto da Emiliano Locatelli, con protagonista il noto attore Enzo Salvi. È in corso la presentazione in comune a Tricesimo. C'è un nome strano. Sindaco, ha un'occasione di promuovere il territorio anche attraverso questo film ambientato anche a Tricesimo. Senz'altro, siamo contenti di questa opportunità, credo che sia la prima volta che si gira una pellicola qui nella nostra località ed è un modo di promozione del territorio. La gran parte del filmato viene girato qui in Friuli tra Pordenone e Udine, ma siamo molto soddisfatti che sia stata coinvolta la nostra comunità grazie anche a rapporti dei promotori del cortometraggio. Il regista è pronto per presentare il film e innanzitutto la location. Perché il Friuli Venezia Giulia? Avevamo bisogno nella seconda parte del film, perché la prima parte l'abbiamo già girata, di alcune location che potessero andare bene per raccontare una zona periferica e industriale, perché il film gira tutto, totalmente intorno alla fabbrica che abbiamo trovato poi nel territorio di Pordenone, Arblu, che ci ha ospitato e sono stati veramente gentilissimi, fantastici. Ci gireremo domani e per altri 2 giorni, quindi 3 giorni in totale, e quindi per la bellezza delle location. Ecco. Ti prego, mi devi aiutare. Alice Tognuti, 24 anni, di Tarcento, è Miss Friuli Venezia Giulia, è stata proclamata ieri sera al Centro Congressi Cursal di Lignano Sabbiadoro. L'intervista di Michele Cupitò. Tognuti ha appena vinto il titolo di Miss Friuli Venezia Giulia. Alice, complimenti innanzitutto, e cosa hai provato in questa serata? Grazie mille intanto, buonasera a tutti, è stata un'emozione unica, infatti non la colgo ancora ma la coglieremo domani mattina e speriamo di portare in alto il Friuli Venezia Giulia. Dai. Il tuo percorso, hai vinto la prima selezione alla Tisana, poi Miss Givova Sport Friuli Venezia Giulia qui al Parco Termale e questa sera Miss Friuli Venezia Giulia, una tripletta fantastica. Sì, devo dire bene, è partito l'anno bene con Miss La Tisana, perché comunque è stata la prima selezione d'Italia e Miss Sport è stata bella soddisfazione. Adesso siamo Miss Friuli Venezia Giulia 22, dai. Bene, sono contentissima, grazie a tutti davvero. Cosa hai provato quando hai sentito il tuo nome? È bello, il cuore batteva a 1000, infatti è dura ancora cogliere questa emozione. Sì, ma sono contenta, veramente contenta. Ed ora si preparano le prefinali per te. Come ti preparerai?
Ma sicuramente con l'attività sportiva ci manteniamo in palestra e con il nuoto e poi niente, mentalmente mente positiva e via avanti, avanti. Carico. Perché hai deciso di partecipare a Miss Italia? Perché è sempre stato il mio sogno nel cassetto fin da piccola e diciamo che è anche una bella occasione per mettersi in gioco e far valere quanto valgo. La grande danza, protagonista Tiere Teatro Festival, la prima rassegna di teatro antico organizzata a Osopo da Anatema Teatro. Per Tiere Teatro Festival, rassegna all'esordio in Regione di Teatro Antico, organizzata ad Osopo e comuni limitrofi da Anatema Teatro. Fra gli appuntamenti in cartellone alla penultima giornata di una intensa 7 giorni, il palco principale sul forte di Osopo ha ospitato Prometheus, spettacolo di danza presentato in prima assoluta dal pool di danzatori e danzatrici guidati dal coreografo Massimo Gerardi del Substranz di Dresda, con produzione di Anatema Teatro in collaborazione ad Elisabetta Ceroni e all'Associazione Danza e Balletto. Questa performance traduce in movimento situazioni e questioni che dalla mitologia si riflettono nella società contemporanea. Prometeo, colui che riflette prima, personaggio della mitologia greca considerato un simbolo di ribellione e di sfida alle autorità o alle imposizioni, è rappresentato sul palco da 3 performance che a volte formano un'unità mentre in altre agiscono in modo indipendente. I diversi approcci al mito vengono così rivisitati soffermandosi sul lato ribelle del personaggio che pone resistenza ad autorità o costrizioni sociali. La composizione coreografica contiene un'atmosfera densa di contrasti fra la calma interiore della riflessione e la dinamica messa in atto dalla decisione. La storia frammentata è estrapolata dalla memoria collettiva del patrimonio culturale europeo. Siamo in chiusura, l'informazione ritorna alle 19. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.